Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Messina scoperta una truffa sul bonus edilizi, tra i 6 arrestati un medico e un commercialista, sequestrati 37 milioni. Un tornado si è abbattuto sull'aeroporto di Trapani, danni alle coperture in lamiera, segnaletica divelta, forti raffiche di vento anche su Palermo, tempo incerto con piogge temporali su tutta l'isola. Dopo il sì a Pelligra per il rilancio della ex Bluetech di Termini Imerese, sindacati ancora prudenti sul futuro dei lavoratori. In 350 assunti per 2 anni si cercano soluzioni per gli altri 220. Preoccupazione a Taormina per il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica e dell'intero ospedale San Vincenzo. Il sindaco De Luca dice qualità e quantità sono mantenute nonostante le difficoltà. Da Catania a Noto proliferano le discariche a cielo aperto, immagini di uno scempio nei pressi della stazione ferroviaria di Acquicella nel Siracusano, ampia area sequestrata dai carabinieri. Buon compleanno a Toti e Totino, in 25 anni di vita artistica la coppia di attori palermitani ha regalato risate in teatro, al cinema e in TV, in scena al Musco di Catania. Grella a corner, il vicepresidente del Catania sul difficile momento della squadra vicina alla zona play-out e sulla decisione di non fare ricorso sulle porte chiuse per il ritorno della finale di Coppa Italia. Ben trovati, truffa sui bonus edilizi è stata portata avanti a Messina da un medico generico che raggirava i pazienti e favoriva le società della sua famiglia. Sono stati sequestrati 37 milioni di euro, il medico è stato arrestato, altre 5 persone sono finite ai domiciliari, ma sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Raggirava i pazienti a favore delle società di famiglia attraverso una truffa sui bonus edilizi del 110%. A Messina è finito in manette un medico di famiglia, Antonino Barbera, accusato di associazione per delinquere dedica alla truffa e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebite, compensazioni fiscali ed autoriciclaggio. Sequestrati 37 milioni di euro. Altre 5 persone, familiari riconducibili sempre allo stesso medico, sono ai domiciliari. Il medico avrebbe progettato una truffa per lucrare sui vantaggi fiscali derivanti dal decreto rilancio, un sistema scoperto grazie alle indagini avviate a seguito di una segnalazione alle Fiamme Gialle da parte di un cittadino che era stato informato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti di imposta per un valore di 1.300.000 euro attribuiti a lavori edilizi mai effettuati. Il medico, sfruttando la fiducia dei suoi pazienti, proponeva loro la possibilità di ottenere i contributi statali, ecobonus e superbonus, per la ristrutturazione dei loro immobili. Per fare ciò chiedeva loro di fornirgli le credenziali SPID e di consentirgli accesso al loro cassetto fiscale, alle loro caselle di posta elettronica e di conferirgli il mandato per la gestione dei crediti di imposta. In sostanza il medico, con l'ausilio di un commercialista operando a distanza nei cassetti fiscali dei pazienti ignari, riusciva a completare la procedura istruttoria dell'Agenzia delle Entrate, facendo confluire la cessione del credito di imposta nella piattaforma online Cessione Crediti. E un tornado si è abbattuto sull'aeroporto di Trapani, ci sono stati molti danni alle coperture in lamiera, la segnaletica è stata divelta, forti raffiche di vento però hanno colpito anche Palermo. Il tempo in Sicilia si manterrà incerto con piogge temporali sull'isola, ma sentiamo Laura Spanò. Danni nella notte in tutto il trapanese a causa del forte vento e in particolare nello scalo aereo di Birgi. Un tornado si è abbattuto sull'aeroporto Vincenzo Florio. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera della segnaletica verticale, alcuni mezzi ma anche degli alberi. I manutentori degli Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Airgest ha invitato tra l'altro i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi e rispettare soprattutto i percorsi alternativi per entrare e uscire dal terminal. Abbiamo immediatamente cercato di mettere in sicurezza il terminal, che ha subito ingenti danni soprattutto nel tunnel d'ingresso in aeroporto stesso, per garantire stamattina i primi voli regolari dall'aeroporto di Birgi. Devo dire, in questo momento, grazie anche all'aiuto di polizia, vigili del fuoco e tutto il personale Airgest, abbiamo ripristinato un minimo di normalità in aeroporto e
Si stanno valutando i danni ora alla luce del sole per capire bene quali sono stati gli effetti di questo vento, che ricordo è stato di oltre 150 km/h. Il forte vento, dicevamo, non ha risparmiato però il resto del Trapanese, con alberi spezzati, muri crollati, tettoie volate via, pali della pubblica illuminazione sradicati. Alcuni alberi si sono abbattuti lungo la careggiata dell'A29 Palermo-Mazzara e nella zona che va dallo svincolo di Terrasina a quello di Alcamo. Tra gli svincoli di Salemi e Cinisi sulla careggiata sono presenti materiali vari. A Marsala una barca a vela che si trovava in banchina si è abbattuta a causa del forte vento su un'altra imbarcazione. Una lunga notte di lavoro anche per i vigili del fuoco di Palermo. Le forti raffiche di vento hanno causato danni in diverse zone della città e in provincia. Per fortuna nessun ferito. A San Martino, in via Pineta Antica e Cimitero, case isolate a causa di un palo della luce caduto. Alberi caduti e danni anche a Cefalù, Termini Imerese, Ficarazzi, Monreale e Carini. Allerta gialla su tutta la Sicilia. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con piogge, mentre nel pomeriggio sono previsti acquazzoni sparsi e isolati temporali, venti moderati di scirocco in attenuazione nel corso della giornata, mari da mossi a molto mossi. Dalla Fiat alla Blue Tech, l'incubo di Termini Imerese potrebbe finire con il rilancio da parte del proprietario del Catania Rospelligra, da ieri aggiudicatario con la sua holding della fabbrica dismessa di Termini Imerese. I sindacati però sono ancora prudenti, soprattutto per quello che riguarda il futuro dei lavoratori. Marco Carli. Anni di delusioni, false promesse, sfilate politiche senza poi nessun risultato. Un incubo per Termini Imerese e per l'ex Fiat e Bluetech. 12 anni di cassa integrazione per i lavoratori, mai uno sbocco. Fino ad arrivare però alla proposta di Rospelligra, giudicata dal collegio dei commissari Bluetech come la più idonea per il rilancio del sito. Il patron del Catania, specializzato con la sua holding nella riqualificazione di aree industriali dismesse, salverebbe per 2 anni 350 lavoratori attualmente in cassa integrazione. Ne resterebbero fuori altri 220 secondo i calcoli dei sindacati, che predicano prudenza. Non possiamo essere soddisfatti, molti punti vanno chiariti, soprattutto la parte relativa alla rioccupazione dei lavoratori diretti e anche dei lavoratori dell'indotto. Per queste ragioni il nostro giudizio è sospeso, attendiamo di confrontarci con l'assessorato al lavoro e con il Ministero del Lavoro per conoscere le procedure che possono dare risposte ai lavoratori. 180 lavoratori verrebbero assorbiti in una società di scopo con la partecipazione della Regione Sicilia, altri 40 dovrebbero raggiungere l'età pensionabile entro il termine dell'amministrazione straordinaria di novembre. Abbiamo degli approfondimenti da fare, già a partire dalla prossima settimana saremo convocati in Regione dall'assessore Tamaio e all'assessore al lavoro Albano per definire quelli che sono gli strumenti per poter portare avanti un progetto. Nulla trapela al momento sui circa 200 operai dell'indotto. E il servizio era comunque del collega Marco Gullà. Cambiamo argomento, la mafia continua a essere forte e presente in modo capillare in tutto il territorio siciliano. Parole del presidente dell'antimafia regionale Cracolici, che ha illustrato a Sala d'Ercole l'attività di un anno dell'organismo che presiede. Traffico di droga e racket sono le principali fonti di guadagno per i clan. Il racket in particolare, ha sottolineato Cracolici, sta assumendo caratteristiche nuove, con le vittime che addirittura cercano loro stesse gli estorsori per mettersi a posto con il pizzo, un sistema che tra l'altro consente a Cosa Nostra di mantenere il controllo sul territorio. Un boss pentito scrive al giudice Di Bella: grazie per aver salvato i miei nipoti. Oggi la firma a Roma del protocollo Liberi di Scegliere dedicato al riscatto dei minori. Lorena Dolci. Signor giudice Di Bella, grazie per i provvedimenti che ha preso nei confronti dei miei nipoti dopo l'arresto della nostra famiglia. Mi sono reso conto che i bambini non possono fare la vita che ho fatto io, entrando e uscendo dal carcere. Loro hanno diritto a un destino migliore. Per questo ho scelto di iniziare a collaborare con la giustizia.
Il nonno in questione è un boss di peso della mafia catanese, arrestato per narcotraffico. I suoi nipoti sono stati mandati in comunità, lontano dalla famiglia, e per loro racconta che ha scelto di collaborare. Ragazzi e ragazze che hanno davanti una strada diversa, lontano dai codici di violenza, onore, omertà. È una delle tante lettere che il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Roberto Di Bella, riceve a riscontro del lavoro che da anni porta avanti. È lui che ha inventato il progetto Liberi di Scegliere, dedicato ai minori che non vogliono ripetere il mestiere dei padri e che adesso viene adottato a livello nazionale. Oggi a Roma la firma del protocollo da parte dei magistrati di Palermo e Napoli, di 5 ministeri, della Direzione Nazionale Antimafia e della Conferenza Episcopale Italiana. Un protocollo per garantire più risorse per offrire ai figli di mafia un percorso di riscatto lontano dall'ambiente criminale, ancora mitizzato, come ricordava il magistrato nel corso di una nostra trasmissione. Bisogna demistificare il modello, il mito mafioso che affascina tanti ragazzi. A Catania ci sono ancora alcuni adolescenti che hanno il mito di Nitto Santa Paola, e quello è un modello, è un tipo di vita che non conviene, che provoca sofferenza. La Commissione parlamentare antimafia ha creato un gruppo di lavoro perché il protocollo diventi un disegno di legge bipartisan. Non basta dire basta. Per riconoscere le azioni che possono portare al femminicidio e contrastarle occorre infatti partire dall'educazione fino al rispetto di genere e non smettere mai di parlarne, come accade all'Istituto Parini di Catania, dove oggi si è svolto un incontro sui diritti umani. È andata per noi Eva Spampinato. Ti è mai capitato di vedere una scena in cui magari un tuo compagno prendeva in giro una ragazza o comunque magari c'era un diverbio a intervenire? Sì, allora è successo ma in modo scherzoso, però comunque è sempre un atto che non fa piacere. Io ovviamente sono intervenuto. Non hai avuto paura poi delle ripercussioni magari nel tuo rapporto con questo ragazzo? No, non ho avuto paura perché sapevo di non avere torto. Avere coraggio e prendere posizione anche a rischio di ripercussioni personali. L'educazione alla gentilezza e al rispetto di genere parte dalla scuola, primo banco di prova della vita e delle relazioni personali, perché la violenza fisica, quella che poi sfocia nel femminicidio, passa dalla violenza verbale, psicologica, economica, sentimentale. Se ne è parlato oggi all'Istituto Comprensivo Parini di Catania con i ragazzi delle terze medie in un incontro organizzato dal Sor Optimis Club Etneo. I rapporti disfunzionali possono iniziare già in tenera età. È capitato un po' di tempo fa che un ragazzo con cui mi frequentavo non volesse tipo che parlassi con determinate persone. A me questa cosa sinceramente un po' dava fastidio, perché se io sono sicura che posso parlare con quella persona non c'è motivo che tu debba impedire questa cosa. Quindi ho messo in chiaro le cose subito e poi siamo passati avanti. L'onorevole Semenzato ha introdotto termini come indipendenza di genere, empowerment femminile, rispetto, ma anche vittimizzazione secondaria. Parlare di violenza di genere fuori dal 25 di novembre o dall'8 marzo, che è dedicato più all'empowerment femminile, fa capire quanto sia importante continuare la sensibilizzazione e lavorare sulla reattività di questi ragazzi. Andiamo a Taormina adesso, dove è sempre alta l'attenzione sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica, ma anche dell'intero ospedale San Vincenzo. Ieri la presenza del commissario dell'ASP che ha visitato la struttura, accompagnato tra gli altri anche dal sindaco Cateno De Luca. Sentiamo Francesco Triolo. La posta in gioco è alta a Taormina, non solo il centro di cardiochirurgia pediatrica, ma anche il futuro dell'ospedale San Vincenzo, punto di riferimento sanitario di tutta la Riviera Ionica, tanto che in occasione della visita del commissario straordinario dell'ASP Giuseppe Cucci c'erano tutti i sindaci del comprensorio. Cucci ha assicurato la copertura finanziaria per tutto il 2024 per il personale ASP impiegato al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, nonostante la proroga sia fino al 30 luglio 2024. Ma la sensazione che dal centro di eccellenza dipenda la strategia di programmazione sull'ospedale è alta. Posto una tematica specifica di analizzare quello che è stato il depotenziamento degli ultimi 10 anni dell'ospedale di Taormina e quindi di fare anche una disamina invece
invece sulla qualità e quantità dei servizi e dell'utenza che l'ospedale di Taormina continua nonostante tutto a servire, e siamo rimasti che a seguito di questa analisi nel giro di qualche mese ci rivedremo affinché si imposti una strategia completamente diversa, considerato anche la specificità dell'ospedale di Taormina, con delle punte che nell'arco di 6 mesi l'anno deve comunque garantire per quello che è appunto la presenza turistica in quel comprensorio. Adesso tutto si gioca sul tavolo del Ministero della Salute, dove già nei giorni scorsi c'è stato un vertice. L'obiettivo è arrivare alla deroga. Non c'è ancora una posizione ufficiale e formale da parte di Occhiuto. Questo ovviamente stride con quello che è la coincidenza di parrocchie politiche tra Schifani e Occhiuto, Forza Italia, ma non solo, stride anche con un aspetto che riguarda l'impossibilità di Occhiuto di poter creare un centro di eccellenza in Calabria per i noti parametri previsti dalla Balduzzi. Proliferano le discariche abusive a Catania, vi proponiamo un doppio scempio nei pressi della stazione ferroviaria di Acquicella, ma vi mostriamo anche delle immagini che arrivano da Noto, dove un'ampia area è stata sequestrata dai carabinieri. Tonino De Mana. Proliferano le discariche per un'emergenza rifiuti che a Catania, complice l'inciviltà di molti cittadini, non si riesce proprio a debellare. Un male oscuro che attanaglia la città e la sua periferia. Con o senza allerta meteo piovono le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Ci troviamo in via Adamo, non distante dalla stazione ferroviaria di via Acquicella, e quello che vedete è il piazzale di un vecchio supermercato. Una marea di rifiuti invade un'ampia area ed arriva fino al marciapiede e alla vicina fermata dell'autobus. Scenario desolante anche in via Officina Ferroviaria, dove in prossimità del sottopassaggio troviamo una mega discarica. Da queste parti, seminascosto dalla vegetazione e dall'immondizia, scorre il torrente Acquicella che poi sfocia alla playa. E non cambia lo scenario da Catania a Noto, dove i carabinieri di Pachino hanno sequestrato una discarica abusiva. Rifiuti, come vedete, che si estendono per oltre 1 chilometro in località Granelli, dove sono stati depositati materassi, elettrodomestici, fusti di vernice, mobili sanitari in disuso e l'immancabile Eternit. Presenti anche carcasse di animali in decomposizione. L'area interessata, 2000 metri quadrati, è stata sequestrata e presto verrà bonificata. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco, vi porteremo direttamente all'interno della Valle dei Templi, dove è stato allestito un grande cantiere. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, in prossimità di Agrigento, capitale della cultura 2025, sono iniziati i lavori di manutenzione del Tempio della Concordia nella Valle dei Templi. Si tratta del più ampio cantiere a cielo aperto per le opere di conservazione dei beni del sito UNESCO. Davide Sardo. Il Parco della Valle dei Templi è attualmente uno dei più ampi cantieri a cielo aperto per le opere di conservazione. Sono infatti in corso dei lavori di manutenzione del Tempio della Concordia, tra i reperti archeologici meglio conservati nel pianeta. È patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha oltre 2500 anni di età. Ecco perché anche il Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi di Agrigento, è in officina. Non si tratta di nulla di preoccupante. I meccanici, tra virgolette, sono impegnati in un ordinario, programmato e periodico tagliando di manutenzione, come se fosse la revisione di un'automobile. Le opere, peraltro, sono opportune anche in prossimità dell'avvento di Agrigento, capitale della cultura 2025, e quindi è in corso di rinnovo il biglietto da visita per i tanti turisti che affluiranno al suo cospetto. Gli operai specializzati, i chirurghi del tufo, lavorano all'esterno e soprattutto all'interno del monumento, e anche i lavori meritano di essere in mostra a fine di conoscenza e sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio storico. Infatti, nell'ambito dell'iniziativa Comunicare la conservazione, dal 18 aprile prossimo saranno possibili le visite guidate a cantiere aperto. L'iniziativa è aperta sia agli adulti che ai ragazzi, alla nuova generazione e soprattutto ai bambini, ai quali è stata riservata una tavola dinamica in stile cartoon, così da comprendere facilmente quale sarà l'intervento da effettuare e i materiali che saranno utilizzati.
E adesso il sorriso che riportiamo da Buongiorno Sicilia questa mattina al nostro telegiornale, grazie a una coppia storica della televisione, del teatro e del cinema che porta sorriso, buon umore davvero appunto da 25 anni nelle case di tutti. Sono Toti e Totino, li rivediamo. Presidente, gliel'hai mandata quella lettera al Comune per quel progetto? Sì, a proposito, il Comune mi ha detto che abbiamo 2 lettere in comune, quindi questo Comune a questo punto bisogna capire che cosa ci vuole accomunare, perché altrimenti abbiamo sbagliato. Ma dobbiamo mettere le cose in comune o le mettiamo in provincia? Non lo so, perché se le sporsi in provincia cominciava ad essere in comune con altri comuni. Va bene, allora accomuniamo tutti quelli che ci seguono, non se ne parla più. Mi piace ricordare che proprio questo mese di marzo noi abbiamo chiuso il primo 25esimo di collaborazione con Antenna Sicilia. Questo mese facciamo 25 anni che collaboriamo con Antenna Sicilia. Ah, che bello, siamo felici di essere partecipi di questo anniversario, grandioso. E vi ricordo tra l'altro che prosegue il loro tour teatrale dopo il grande successo di marzo al Musco di Catania anche nel mese di aprile. E adesso veniamo alla nostra programmazione, si parlerà di conflitti familiari e dei diritti di papà separati a Sicilia 24 Focus di oggi alle 14.30. Ospiti di Adelaide Barbagallo saranno l'avvocato Elena Cassella, la psicologa e psicoterapeuta Silvia Alaimo e il presidente dell'associazione Pater Familias Francesco Navarria. Le vostre domande con messaggi di testo possono giungere alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. L'appuntamento in diretta su Telecolor tra poco dopo la sigla del telegiornale, ma anche in streaming su lasiciliaweb.it. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi il calcio. 14 sconfitte in campionato, una zona play-out molto vicina, ma anche la decisione di non fare ricorso sulle porte chiuse per il ritorno della finale di Coppa. Sono solo alcuni dei temi affrontati ieri sera nel corso di Corner dal vicepresidente del Catania Grella. Sentiamo Marco Carli. Il periodo negativo del Catania sul campo e fuori. L'analisi del vicepresidente del club rossazzurro Grella, ospite a Corner, comincia dai fatti di Padova e dal ricorso non presentato per le porte chiuse nella finale di ritorno, una scelta ponderata nonostante penalizzi tutti i veri tifosi. Tante persone mi hanno chiamato facendo i complimenti per la posizione, considerando il grande dispiacere di non fare il finale con uno stadio pieno. Però che alla lunga queste situazioni pagano. Sulle questioni di campo poi Grella ripercorre la stagione. Con Lucarelli dice: ho cominciato ad occuparmi di più della parte sportiva, e poi fa il punto sul mercato di gennaio in cui sono arrivati 13 giocatori, molti di loro finora hanno deluso. Non tutti i nuovi, ma almeno la metà hanno buona personalità, che purtroppo per una questione legata alla condizione fisica non riescono a esprimere al massimo. Grella spiega sente troppa negatività attorno alla squadra. Perché non troviamo un taglio positivo, ma ogni tanto, non tutti i giorni, ma ogni tanto dire: ragazzi, siamo in finale di Coppa, non ci siamo mai arrivati prima. Negatività o meno, la classifica racconta di una stagione insufficiente in campionato. Zeoli, dice Grella, deve lavorare, sa cosa non mi piace. Il DS, spiega il vicepresidente, arriverà probabilmente prima che finisca la stagione attuale per proiettarsi sul mercato estivo, ma intanto il Catania deve uscire dalla crisi di risultati. Si esce fuori con il lavoro, con la serietà, con ognuno che si assume delle responsabilità. Giovedì giochiamo e aspetto dalla squadra i 3 punti. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 di oggi. Io vi ricordo fra poco l'appuntamento con il nostro Focus curato dalla collega Adelaide Barbagallo e vi do appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle 19. A tutti buon pomeriggio.